Buonasera. Se questo fosse un paese normale, il governo e il Parlamento sarebbero impegnati allo spasimo per far uscire l'Italia da una crisi economica di proporzioni planetarie. Sarebbero impegnati a rendere più sicure le città, a dispetto della propaganda. Gli ultimi episodi di violenza ferina accaduti a Roma e dintorni dimostrano che c'è ancora molta strada da percorrere per dare più sicurezza ai cittadini. A risolvere il problema degli sbarchi, ad esempio. Lampedusa sta scoppiando. A combattere la corruzione politica di destra e di sinistra. A tenere sotto controllo il debito pubblico, salito a 1.670 miliardi di euro. Ebbene, in un quadro così drammatico, le priorità del nostro Re Sole di Arcore sono le intercettazioni telefoniche e ambientali. Noi sappiamo che grazie a questi strumenti di indagine si sono scoperti il malaffare dei furbetti del quartierino, Fiorani, Fiorucci, ve lo ricordate, consorte. Sono emersi gli intrallazzi tra la politica e gli affari in Abruzzo, in Campania ed altre regioni. Sono state scoperte le atrocità della clinica Santa Rita di Milano. E molto altro ancora. Ebbene, con la legge che vorrebbe Berlusconi, questi casi non sarebbero mai emersi. Il boss di Arcore e i suoi maggiordomi dicono che i PM e i pubblici ministeri abusano delle intercettazioni. L'ex segretario di Berlusconi e oggi ministro della giustizia Alfano ha dichiarato che negli USA gli intercettati sono solo 1.500 l'anno. È una balla, una barzelletta, una bugia clamorosa. Mentre in Italia solo la magistratura le può autorizzare, negli USA sono milioni, ma nessuno ne conosce il numero esatto, visto che le possono fare l'FBI, la CIA, i vari servizi di sicurezza, le polizie federali e quelle locali. Recentemente l'FBI, attraverso le intercettazioni, ha arrestato per corruzione il governatore dell'Illinois, Blagojevich. Con lo stesso metodo investigativo sono stati arrestati centinaia di top manager di Wall Street, autori di quel disastro finanziario che tocca tutto il mondo. E nessuno, dal presidente Obama in giù, si sognerebbe di bloccare questi strumenti di indagine essenziali. Si blatera che in Italia ci siano centinaia di migliaia di persone intercettate. È falso anche questo, in realtà sono circa 20-25 mila i cittadini intercettati. Vediamo perché. Sono circa 75 mila i decreti autorizzativi. Ogni intercettazione telefonica deve essere autorizzata con decreto dal GIP, dal giudice delle indagini preliminari. Se pensiamo che molti decreti riguardano persone con 3-4 utenze telefoniche personali, così si può ipotizzare appunto in circa 20-25 mila gli indagati intercettati. Su 3 milioni di processi che si celebrano ogni anno nel nostro paese non sono certo un numero eccessivo. Il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli ha calcolato che solo lo 0,2% dei processi che si celebrano a Torino contengono intercettazioni. Poi c'è l'altro argomento usato per limitare l'uso di questo metodo investigativo, il costo. Nel 2007 il costo delle intercettazioni è stato di 224 milioni di euro. Sono tanti, ma sono pochi se pensiamo che attraverso le intercettazioni sono stati recuperati diversi miliardi dai mafiosi, finanzieri corrotti, truffatori ed altre brave persone ancora. Ieri si sono incontrati il ministro Alfano e i rappresentanti dei partiti della maggioranza per trovare un accordo sulle intercettazioni telefoniche e ambientali. Sembra che la Lega e Alleanza Nazionale siano riusciti a spuntarla sul Re Sole. Pare sia stato raggiunto un accordo sulla possibilità di intercettare anche i reati puniti con oltre i 5 anni di carcere. Invece nel progetto del boss di Arcore al pubblico ministero sarebbe stato consentito di intercettare solo gli indagati per mafia e per terrorismo. Sarebbero stati quindi esclusi reati come corruzione, concussione, sequestro di persona, stupri, usura, rapina, furto in appartamento, scippi, estorsioni, truffe, omicidio colposo, eccetera, eccetera, alla faccia della tolleranza zero. Con l'accordo di ieri fra Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega, le intercettazioni saranno limitate per un massimo di 45 giorni e possono essere reiterate solo per altri 15. Solo per le indagini sulla mafia e sul terrorismo non sono stati fissati limiti di tempo. Tutto questo mi pare un'idea da manicomio. Comunque una cosa è certa, per chi non ha nulla da nascondere, le intercettazioni telefoniche sono una risorsa. Per chi invece ha molto da nascondere, sono un pericolo. Altro che tutela della privacy dei cittadini. Infine c'è un punto che farebbe ridere se non fosse una cosa tremendamente seria. Per quanto è dato sapere, le intercettazioni dovranno essere autorizzate da 3 giudici, non solo dal solo GIP, dal solo giudice per le indagini preliminari. Per cui arriviamo all'assurdo che un giudice unico, monocratico, può condannare all'ergastolo una persona ma non può autorizzare un'intercettazione. Siamo alla follia pura.
Quando ci sveglieremo potrebbe essere troppo tardi. Arrivederci a mercoledì prossimo.